Ciao, eccoci, finalmente siamo di nuovo in linea, siamo in diretta. Buonasera a tutti, Buonasera. benvenuti all'Aria Buona di Genna Tours. Wow, era da poco che non lo dicevamo questa Ci cosa. vorremmo. Eccoci, siamo in una possiamo dire Visto che che siamo l'aria è buona, l'aria buona di Genatur stagione 2. Effettivamente non già. l'avevamo ancora chiamata così, giusto? Siamo alla stagione 2, la seconda stagione dell'aria buona di Genatur. Perfetto, perfetto, mi piace questa nuova visuale della cosa. Quindi, allora, intanto vogliamo un attimo fare il nostro stacchetto. Eccoci, mi piace sempre molto lo stacchettino. Ok, Allora, chi è Genna Tours? proprio così, andiamo proprio dirette. Ok, esatto. Mentre entrate online, e intanto ovviamente fateci sempre sapere se ci sentite, se l'audio è buono, eccetera. Allora, intanto, mentre appunto, come sempre, ci ripresentiamo. Quindi io sono Claudia E io sono Barbara. e insieme abbiamo creato il progetto appunto di Genna Tours, che consiste come sempre nel farvi conoscere e conoscere insieme a voi, perché davvero oggi vedremo delle cose che davvero anche io ancora le devo ancora capire, Assimilare. comprendere, esatto, perché oggi vi abbiamo preparato una di quelle puntate bomba dove ci sono un sacco di cose. Molte. Esatto. E di conseguenza, appunto, vogliamo, il nostro obiettivo è sempre quello di farvi conoscere la Sardegna, la nostra isola, conoscerla insieme a voi e quindi, appunto, anche in questo caso Incuriosirci sempre di più. Esatto, perfetto. Intanto vedo che cominciano ad arrivare i primi commenti. Buonasera Annalisa, grazie Anne-Marie, come sempre tu ci segui dalla Nuova Zelanda. Lo ricordiamo sempre. Esatto, grazie tantissimo. A casa di Anne-Marie sono le 5 del mattino, giusto Anne-Marie? Esatto. Quindi ciao Anna Rita, ciao Pierluigia, tanti baci e ciao Elisabetta che grazie, mi dici che si vede e si sente benissimo. Perfetto. Allora, io direi che senza ulteriori indugi, come voi avrete già visto dalla locandina, oggi appunto abbiamo un ospite speciale che è due ospiti speciali, esatto. Abbiamo Marta che sarà con noi in diretta e Simona che invece speriamo ci contatti tramite commenti, insomma, che almeno possa rispondere alle vostre domande o altrimenti eventualmente gliele farete quando la incontrerete. Allora, intanto andiamo subito a salutare Marta. Ciao Marta! Ciao, buonasera a tutti. Come stai? Benissimo. Bene, molto bene. Allora, andiamo subito a presentarti, ok? Allora, Marta è Marta di Original Sardinia, ok? Appunto, noi ti abbiamo scritto così, Original Sardinia di Marta Pini e poi tu ci devi spiegare bene tutto quanto, ok? Quindi intanto ti diamo ampio spazio, fateci sapere sempre se ci sentite bene, se sentite bene anche Marta. Ok. Quindi Marta, che cosa è Original Sardinia e perché noi oggi ti abbiamo contattato e ti abbiamo voluta qui? A parte che mi volete molto bene, quindi è certamente. Allora, dovete sapere che Marta noi l'abbiamo incontrata e ci siamo innamorate perdutamente perché lei in quel periodo lei è una guida turistica e ci ha spiegato, lei ci ha raccontato il bellissimo nuraghe di Villanova Forlì, un nuraghe di Genna Maria. Ci ha fatto innamorare di Genna Maria. Esatto. 5 anni sono passati, penso. Come? Molti anni. 5 anni sono passati. Sì, mi sa proprio di sì, 4-5 anni. Questo nuraghe è bellissimo. Tra l'altro, per chi di voi ci segue sempre, è un nuraghe di cui noi l'anno scorso abbiamo fatto la diretta insieme al direttore Paglietti. E quindi andate a rivederla. Andate a rivederla. E poi andate a vedere il nuraghe. Esatto, in questo periodo, visto che si può, approfittate e andate a vedere questo nuraghe perché è qualcosa veramente di spettacolare. E appunto, però poi ovviamente Marta, che come sempre, diciamo, noi guide turistiche siamo un po' uno spirito libero, bisogna dirlo. Non ci fermiamo mai, ne abbiamo sempre una nuova. Esatto. E di conseguenza Marta appunto ha progettato Original Sardinia, quindi vai, adesso ti metto anche un po' più grande così ci racconti tutto. Perfetto.
perché di base quello che interessava a me era la parte sempre divulgativa, appunto. Essendo guida turistica, la parte divulgativa è quella che a me piace di più. Quindi volevo uno spazio fisico in cui poter parlare di Sardegna a 360 gradi, quindi inserendo sia la questione appunto dell'artigianato, ma non solo, perché all'interno dello spazio, grazie al prodotto artigianale, riesco a parlare anche delle tradizioni della Sardegna, quindi dalla tradizione del carnevale, oppure la parte comunque legata alle tradizioni popolari, ma anche la sezione enogastronomica, perché all'interno dello spazio, poi vedremo anche qualche immagine, c'è anche una piccola selezione di alimenti, quindi riesco proprio a spaziare nei vari argomenti. E poi appunto lo spazio all'interno ospita più di 30 artigiani, quindi ognuno ha uno spazio dedicato in cui appunto ha una propria esposizione. Quello che poi a me interessava era proprio avere un negozio che mi permettesse di raccontare sia il prodotto artigianale, ma anche chi c'è dietro il prodotto artigianale. Quindi appunto avere ognuno uno spazio dedicato mi permette in qualche modo di non perdere il mio lavoro di guida e quindi portare chi entra all'interno del negozio a fare una sorta di percorso museale praticamente, Esatto. alla scoperta dell'artigianato sardo, ma non è, diciamo, l'artigianato sardo classico, ma è qualcosa di reinventato in chiave moderna. Quindi, come per esempio questo quadro che ho sopra di me, Ok. per esempio, questo sarebbe il ricamo dello scialle di Oliena. Ma che Da Valeria spettacolo! Meria, Valentina Musiu, che lei appunto, qui lo vedremo anche nelle immagini, riprende delle immagini, le scompone in forme geometriche e le riporta sul legno. Quindi qua infatti si vede Ok. dov'è. Qui Sì, la mano vabbè. che Ma per è esempio. bellissimo Sì, questo. sì, quindi ci sono Allora, diciamo aspettate che visto che ci siamo andiamo subito a prenderlo, Valegnameria. Eccola, è qua. Tanto per esatto. farvi un'idea. Ecco appunto. Ma chi ce lo fa fare? Qua abbiamo appunto dei personaggi, questa è la meraviglia, questo è il mio preferito, lui è il camaleonte disagiato, perché ha quest'occhio che già lunga. E come vedete poi lei realizza anche vari personaggi con l'abito tradizionale sardo, ma anche poi vari personaggi famosi, come ad esempio qui c'è Branduardi, c'è Battisti, c'è Marilyn, e torniamo lì. Sì, infatti ho visto anche Frida Kahlo, sbaglio? Sì, c'è De André. Che spettacolo! Ma ascoltami, ma come sono fatti questi? Questi sono tutti fatti in legno. Ok, Quindi ok, lei va a perfetto. realizzare prima l'immagine, la Mm. scompone in forme geometriche appunto, e riprende poi l'immagine, la riporta sul legno e fa i vari tagli e poi va a colorare e ad assemblare. Con lei abbiamo fatto anche due laboratori, perché Perché la c'è anche una particolarità. parte dei laboratori, Sì, la giusto? particolarità del progetto ovviamente non essendo diciamo di base commerciante, ma guida turistica, non mi piaceva un Esatto. luogo, diciamo stabile. Ecco, volevo che ci fosse sempre in movimento, che comunque ci fosse un via vai di arte, in poche parole. Quindi, l'idea di base era Quando quella noi andiamo a proprio. Sanferrate. Beh, sì, sì, esatto. Il negozio di Marta è un museo. È un museo, Esatto. effettivamente ma infatti quando noi anche quelle volte che siamo riusciti a portare dei turisti da Marta, io proprio ne ho approfittato per Sì, far si può vedere tutto. raccontare tanto, Esatto. partendo da un pezzo d'artigianato comunque.
Assolutamente, assolutamente. Ora, come sicuramente avrete anche visto già da questo piccolo assaggio con Valegnameria, ma adesso andremo a vedere anche Tutti gli artisti, gli altri artisti, e però di fatto hai scelto una tipologia di artigianato diverso. Diciamo, quando io penso ad artigianato, cioè non quando io, quando in generale, quando comunque si pensa all'artigianato, si pensa un po' al discorso cioè quello che generalmente vedi in una sagra, no? Nel Sì, senso, un esatto, quindi questi che artigiano. avete dietro, appunto, Esatto. Chi più ne ha più ne metta, cavalieri, le cassapanche, tutti fatti a mano in Sardegna. Esatto. Però è vero che è quello che Questo appunto è l'artigianato tradizionale. esatto, sì, il invece classico. quello che presenti tu è un artigianato legato sì alla tradizione, però rivisto in chiave moderna. Che ha Ok. radici nella tradizione, Sì, ma sì, poi sì, si è esatto. sviluppato. Cioè, quello che stavamo dicendo anche prima con Claudia, la cosa che ti lascia, che ti sorprende, è che siano fatti a mano. Cioè, che ormai non c'è più nessuno che praticamente fa No, ma per fortuna invece qua mano. sono tutti giovani, la maggior Sì, parte sono proprio sì, giovanissimi che hanno appunto esatto. ripreso il lavoro manuale, ne hanno fatto un lavoro. Sì. Sì, Quello io è per cosa più esempio ricordo importante. che una delle prime volte che io ero entrata dentro Origine Sardegna c'era, non so se in realtà ce l'hai ancora, perché oggi quando stavo riguardando il video non l'ho visto, quell'arazzo incorniciato però, non so se te lo ricordi, che c'era un pezzettino di arazzo, però messo Una all'interno di una cornice. Ah, cornice. ok, no, non ci sono più, però sì, anche quelli erano molto particolari, esatto, sì. Esatto, cioè quello era proprio l'emblema di Sì, quello che noi proviamo tutt'oggi, Sì, cioè tutt'oggi nelle nostre case io non ce l'ho il posto per mettermi l'intero arazzo di nonna, capito, appeso certo, a abbastanza conchiletti, cioè pesante. sopra il letto, ecco, per Anne-Marie che non è sarda, a conchiletto vuol dire sulla testa del letto. Ecco, comunque in generale non hai la possibilità di metterti l'intero arazzo, però sei legato alla tradizione, è qualcosa che ti appartiene, quindi mi metto la cornicetta piccina Esatto. che comunque mi rappresenta, mi ricorda e mi identifica anche, se Sì, sì, vogliamo, sì. perché comunque molto spesso Comunque una questo. delle peculiarità del nostro artigianato è proprio la tessitura. Quindi sia Esatto. la tessitura di San Mugheo, ma anche quella di Mogoro, ma insomma anche di altri centri. Ad esempio a Isili, c'è la tessitura del lino, c'è la tradizione del lino. Infatti poi nelle immagini vedremo che c'è anche Qual è? Qual è? Dimmi Te lo che. dico io. qual è Ah, tra i ecco. 65 video che abbiamo fatto? Esatto, in mezzo ai 45 video che avete girato. I cuscini in lino. Cuscini. Allora, noi abbiamo stoffe, no, Mh-mh. sacchetti, telimare, No, terrario. forse allora sono quelli. Ecco, Le per dire, stoffe? adesso prova appunto a mandare le immagini dei telimari, anche questa è un'idea molto particolare. Ok. Mandiamo quello del telimare. Esatto, eccomi stamattina. No, allora questa è un'altra idea fantastica. Loro sono 2 ragazze di Agius e loro hanno, ripreso le trame dei loro tappeti, li hanno scansionati e li hanno riportati sui telimari e sui costumi, da uomo e da donna. Cioè un'idea proprio molto, molto particolare. Assolutamente sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Le rivediamo un istante. Sì, che poi se si Guardate, guardano proprio. da vicino, si vede proprio la trama della lana, della lavorazione, Sì. che poi sono Sì, dei cioè è proprio il bellissimi classico teli telomare che di ti una qualità porti. ottima. Esatto, poi anche il costume. Il costume è molto particolare, sì, sia da uomo Assolutamente che da sì. donna, cioè sia costume intero, così infatti, e 2 pezzi. Veramente, Molto veramente spettacolare. elegante, perché sono E questi sono ovviamente proprio i molto particolari. tappeti. Sì, è vero, è bellissimo. Ok. Intanto voglio chiedere a voi se avete già qualche domanda sugli artigiani che abbiamo visto già sino ad adesso, in modo tale che comunque eventualmente poi noi chiaramente passiamo avanti perché Sì, abbiamo Abbiamo una una serie marea di di roba sono da le cose. fare. 7:20, vi dico? Okay. Come? Sono le 7:20 abbiamo detto 2 cose. Esatto, Sapevamo che esatto. tanto finiva così.
No, infatti. Perché se noi iniziamo a chiacchierare è fatta. Esatto, infatti io vorrei parlare innanzitutto del discorso comunque, perché è molto importante la questione del discorso dell'innovazione, ok? Questo discorso dell'innovazione tu comunque l'hai portato anche all'interno della comunicazione, giusto? Nel senso che molto spesso quello che succede comunque in Sardegna con l'artigianato, il discorso che facevamo prima, lo incontri alla sagra, al massimo ti prendi il numero di telefono, eccetera, e comunque c'è un po' a volte questa difficoltà. Invece in questo senso il fatto che tu comunque ti sia circondata di persone comunque giovani hai poi apportato queste innovazioni anche all'interno della comunicazione, giusto? Quindi vorrei far vedere intanto il video della fotografia, ok? Cioè del discorso appunto della fotografia, poi così eventualmente aggiungi anche tu qualcosa. Sì. Vado. Sì, vai. Sto registrando. Ok, aspettate che questo non abbiamo potuto C'è la tagliare. parte Dietro le La quinte. Sardegna seguiva proprio gli artigiani nella comunicazione. Scusate che mi sono persa pure il coso, ok? Questo non importa. No, ho iniziato la collaborazione con Massimo Luti, appunto, un fotografo che collabora con gli artigiani da 12 anni. Il suo vecchio progetto si chiamava appunto Mondo Sardegna e seguiva proprio gli artigiani nella comunicazione e anche nella presentazione dei loro progetti attraverso foto e video. Ho conosciuto appunto Massimo nel 2019, quando poi ho aperto il negozio di Original Sardinia. Abbiamo iniziato a collaborare appunto per quanto riguarda la comunicazione del progetto Original Sardinia sui social e anche nell'e-commerce. Poi col passare del tempo abbiamo deciso di dedicare proprio uno spazio del negozio al set fotografico, che è comunque sempre stabile qua in negozio. Quindi con Massimo è nata proprio una collaborazione giornaliera, ecco, in cui appunto lui utilizza questo spazio per fare varie foto e video sia per Original Sardinia ma anche per i suoi progetti personali. Quindi diciamo che è nata una sorta di co-working, di spazio condiviso tra appunto artigiani e anche diciamo figure esterne che comunque orbitano intorno al progetto Original Sardinia. Certo, ottimo. Ok, perfetto. Allora, abbiamo già una domanda che lui già chiede, una curiosità. Queste belle cose piacciono di più ai turisti o ai sardi? Grazie e complimenti. Grazie a te, Pierlu, ovviamente, per la tua domanda. È una domanda che fanno spesso. Apprezzano tutti. I turisti tantissimo. Adesso da aprile Cagliari è piena di turisti, è ancora piena di turisti. Ci sono tantissimi turisti stranieri. E già dalla vetrina apprezzano subito quello che comunque è esposto. Poi entrano e rimangono comunque colpiti. E poi ovviamente, essendo un negozio aperto tutto l'anno, ovviamente anche il sardo apprezza il prodotto artigianale, ecco, locale. Sì. Certo. Ok, infatti a proposito, ho visto della vetrina questa, facciamo vedere la vetrina. Il simbolo che è la pecorella gentilmente offerta da Maurizio Salvoldo della Robia, prima o poi gliela restituisco, promesso. mannaggia, io speravo che tu la mettessi all'asta in realtà, in modo tale che poi anche la blu che si vede dietro la porta. L'altra, vedi? È vero, questa qua è quella blu, però questa è troppo bellina, Ok, perfetto. Quindi appunto questa è la vetrina di Original Sardinia che diciamo dove si trova a questo punto, così esatto, sì, infatti si trova a Cagliari e in via Santa Margherita 5A. Per chi non sapesse dove è via Santa Margherita, è la strada che da Piazza Ienne prosegue verso l'ospedale civile. Tanto tutti avete come punto di riferimento Coccodi, sicuramente, e sono a fianco a Coccodi. Anche ogni volta dicono, aspetta, ma dove di preciso? Coccodi, ok. Abbiamo anche già un apprezzamento sulla pecora. Anne-Marie lo so. Anche noi. So io.
Esatto. Allora, quindi diciamo che ovviamente abbiamo tantissimi altri artigiani da farvi vedere e tantissime anche altre curiosità, ma vorrei lanciarmi innanzitutto sulla la protagonista, diciamo, degli artigiani. Diciamo che abbiamo avuto la fortuna stamattina, quando siamo andati appunto a fare le riprese nel negozio di Marta, nel laboratorio, diciamo, di Marta, abbiamo avuto la fortuna di incontrare Simona Loddo, che stava in quel momento facendo un laboratorio di tessitura. Scusate, non mi veniva con Simona abbiamo una collaborazione. Lei ha un piccolo spazio sempre nel negozio dove ha parte della sua produzione, perché appunto, come dicevo, non volevo uno spazio fisico normale, ecco. Avevo bisogno di movimento, di persone creative che comunque mi dessero degli stimoli ogni giorno, e infatti poi ho trovato sia Massimo, appunto, come vi dicevo, e anche Simona, che appunto ha passato qualche mese qua insieme a noi, e poi con lei appunto facciamo i corsi di tessitura. Abbiamo già anche un calendario per i prossimi mesi, per ottobre, novembre e dicembre. Con lei facciamo i corsi di tessitura. Eccoci, ciao. Scusate, allora, prima, ok? No, vai. Tanto poi ne parla lei. Ok, perfetto. Allora, Simona, non me ne vorrai, non sono riuscita a tagliare perché non ho fatto materialmente in tempo, quindi ci saranno un po' di fuoriscena che non me ne vorrete, esatto. Ok. Intanto dici un po' tu, chi sei, da dove vieni e cosa fai, dove vuoi andare? Quella è la domanda più difficile. Allora, mi chiamo Simona, sono di Dolianova, qui con Marta abbiamo realizzato, non è vero, ho deciso di insegnare anche alle altre persone appassionate di questo tipo di tradizione appunto sarda, e quindi qua in laboratorio ho questo corso, questi mini corsi tutti divisi in vari moduli, dalla base, il telaio punto base, e poi facciamo anche diverse tipologie di disegno, dai pibiones, quindi le cose più tradizionali, a appunto così una tessitura un po' diversa, sempre passando anche dal riciclo, filati diversi. Poi appunto il lavoro che faccio io è anche realizzare appunto diverse cose. Cosa sono? Allora, i pibiones sono questi, ok. Sono quei pallini, esatto, quei pibiones. proprio pibione. Esatto, il pibione appunto deriva dal pibione dell'uva, che certo. ricorda quello. Esatto. Sì. Ma dai, che spettacolo, non lo sapevo. Anche questi. Ok, sono queste palline. Esatto, che poi, esatto, sono uno dei tipici appunto disegni sardi. E questo non ho capito, come lo realizzi? Allora, questo praticamente adesso si usa un ferro. Ok, ragazzi, ci siamo. Scusate, che succede? Pressione. Mi stavano guardando tutti nel primo piano.
Ok, allora scusateci tantissimo. Allora andiamo a riprendere un po' il discorso che stavamo facendo di Simona. Intanto, mentre ecco, ci sono io vado a delle domande. recuperare, c'è una domanda di Anna Rita che chiede: Marta, usi solo prodotti locali? Sì, sono tutti artigiani sardi che espongono, sì, sì, infatti il progetto si chiama Original Sardinia proprio perché sono tutti prodotti originali made in Sardinia. Ok, quindi locali nel senso appunto che prendi tutti quanti i prodotti della Sardegna, perfetto. Allora, quindi eravamo appunto arrivate al discorso di Simona, ok. Scusate, me la devo andare a ripescare. Una volta che io lo sfilo, rimane così a rilievo. Ok, Quindi, perfetto. appunto, dalla base poi i punti tradizionali, anche punti magari un po' più moderni, decorativi, quelli che magari si usano appunto adesso per fare degli arazzi, delle cose così da appendere. Poi anche l'ultima parte proprio nuova di questa stagione è lo stesso altri diversi tipi di disegni che di solito si fanno appunto nel telaio tradizionale sardo. Questo è un po' più semplice, ma lavorando in maniera particolare si può fare praticamente quasi tutto. Ok, ma quindi praticamente tu mi stavi spiegando, cioè tu hai fatto questo corso appunto dove hai imparato l'uso del telaio, Esatto, ok? sì, era proprio un corso regionale, ho lavorato una decina di anni fa, un anno intero, e l'ultima parte l'ho fatta proprio da una tessitrice che ci ha insegnato proprio a usare i telai così piccoli, anche quelli più grandi, eccetera, con la tecnica dei piviones, quella che usava lei. Ce ne sono tante altre diverse, ovviamente. Io mi organizzo appunto con chi viene a fare il corso e insegno queste cose che ho imparato. Ok. Il telaio è la riproduzione di un telaio grande? Allora, in realtà questo è un po' diverso, ok, molto semplice, perché praticamente un telaio sardo ha i pedali, che sono quelli che muovono la nostra base, che è l'ordito, ok, e sono 4. In questo telaio c'è lui, lo spostiamo avanti e indietro, è come se fossero solo 2 pedali, quindi comunque i disegni sono più semplici che si possono fare con questo, però poi in realtà con vari trucchetti e varie cose, infatti combinazioni, ho studiato un po' comunque il modo per riuscire a fare quelle cose anche in questo, perché comunque di solito questi telaietti appunto sono quelli che si usano nelle scuole per imparare, eccetera, però questo ha appunto 2 cose diverse, che sono lui che ci aiuta appunto a fare questo movimento, vedete che lei sta infilando direttamente la navetta senza stare andare su e giù, ok? Come siamo abituati a vedere il movimento. Sì, e poi c'è il pettine nostro è questo qua piccolino invece di avere quello un po' più grande, quello che fa esatto, e poi l'ordito quello puoi fare anche lungo, quindi comunque infatti come questo lavoro che sto facendo che è lungo, su 2 metri, ok, quindi comunque puoi fare anche delle cose. Aspetta, che cosa intendi per ordito? Come allora, funziona? l'ordito è la base che c'è nel telaio, ok? Questi fili. Esatto, sono questi fili. fili. Il tessuto è formato appunto da 2 parti, c'è 2 parti che si intrecciano, l'ordito, che è questa base che noi mettiamo nel telaio, la trama invece è quella che facciamo noi con la navetta, quindi andando avanti e indietro si intreccia poi con l'ordito e si forma così poi il tessuto. Ok, quindi da lì poi viene il discorso della trama e l'intreccio nei racconti. Esatto, assolutamente sì. Infatti si intrecciano tante cose, in questo caso filati, ma anche altri materiali. Come questi che abbiamo visto qua. Sì, poi io preparo sempre un po' di materiale. Esatto, sì, perché a me piace proprio anche sperimentare anche questa parte poi del riciclo. Provare qualsiasi cosa, tutto quello che si intreccia è comunque tessitura. Possono essere filati, possono essere delle foglie, possono essere rami. Ho visto anche della tante altre cose. Esatto, sì. Plastica, visto che ne abbiamo un sacco, usiamola in un modo un po' così. Certo. Esatto. Ma scusa, quindi questa qui come andresti a inserirla? La tagliamo a strisce. Questa rossa, vedi? giusto? Esatto, la tagliamo a strisce e la Ma mettiamo poi ma che spettacolo! Incredibile. Bellissimo, A me piace bellissimo. proprio anche unire Dare questa una nuova parte, vita, sì. esatto, cioè far vedere anche le cose magari appunto alla nostra tradizione, però anche da questo punto di vista, cambiare le cose, anche riciclare, sempre
per provare delle cose nuove alla fine. Sì, ma la tradizione ok c'è, però poi ovviamente da certe cose cioè, dobbiamo anche andare avanti e magari l'utilizzo della plastica è incredibile, Esatto, perché almeno cioè, la stai riciclando in un modo completamente diverso. Esatto. Infatti, perché poi appunto ne abbiamo un sacco a casa, anche se cerchi di non farne, tanto ne hai. Alla fine cerchiamo di trovarle una cosa bella da fargli fare. Giusto. Così. Ok, perfetto, eccoci. Quindi avete visto appunto un po' quello che succede all'interno della di una giornata, diciamo, di origine sardina. Una giornata tipo, esatto. Quindi vedevate anche intorno via vai di che c'erano i clienti che vedevano e poi il porto è sempre aperto. Esatto. Parallelamente comunque ci sono appunto gli artigiani che mostrano anche qual è comunque il loro lavoro, perché è vero che spesso e volentieri quando noi comunque compriamo da un artigiano abbiamo un po' la necessità di vederci anche tutta l'anima che c'è dietro tutto il lavoro, perché è quello che comunque arriva a fartelo apprezzare ancora di più, almeno parere mio. Comunque. Esatto. Sì, infatti. Quindi intanto Rosanna dice molto interessante, complimenti e bravissime, grazie mille Rosanna, assolutamente. E se voi avete delle domande, ovviamente anche domande riguardo comunque il lavoro di Simona, perché oggi come vedrete ci stiamo approfondendo leggermente meglio quello appunto che il lavoro che ha fatto Simona, proprio perché abbiamo avuto modo di vederla all'opera e di vedere comunque qual è appunto il suo laboratorio. Mentre eventualmente ci fate alcune domande, volevo farvi vedere che cosa è l'ordito, perché io devo essere sincera, non è che non avevo mai visto molto, ecco. esatto, quindi abbiamo avuto però la fortuna del fatto che abbiamo visto proprio lei come organizza l'ordito, quindi ecco, adesso andiamo a vederlo. Cominciamo dall'inizio. Esatto, cominciamo proprio dall'inizio. Quindi adesso stiamo preparando l'ordito un po' più lungo. Quindi iniziamo dal primo spazio, ci blocchiamo il nostro filo con un paio di nodi così rimane fermo e semplicemente andando avanti e indietro noi ci prepariamo questo ordito. Ma perché è staccato quel pezzo? Quale? Cioè nel senso che questo è staccato da quello? Perché se devi fare l'ordito un po' più lungo in questo telaio, quindi metti queste due parti si chiamano subi, sono le parti che bloccano l'ordito, quindi in base alla lunghezza dell'ordito che ti serve metti i due subi lontani, che ti serve 1 metro, quindi fai questa distanza tra subio e subio. Siccome se lascio il telaio montato non è 1 metro, quindi me li sposto. Poi mi preparo l'ordito. Faccio così avanti indietro, metti questa posizione come abbiamo fatto prima, quindi sei qui, sempre 2 volte lì e 1 volta qui. Sì, questo telaietto, quando ho iniziato a preparare questo corso ne ho provato diversi e questa è la giusta via di mezzo tra un semplice, quello che si vede che fai con tutto a mano, e un telaio quello tipo polissati, è piccolino ma puoi fare delle cose molto molto belline. Ecco, qua possiamo anche intervenire. Ecco, allora qua l'ho fatto un po' veloce perché per completare tutto l'ordito ci sono voluti qualcosa tipo più di un quarto d'ora, 20 minuti circa. La ragazza appunto che vedete che sta facendo l'ordito è la sua allieva, appunto, che oggi stava imparando e appunto ci spiegava come è vero che lei aveva sicuramente una manualità maggiore di quella che avrei io, giusto? Però in generale comunque ha dimostrato che dopo 4 ore di corso è riuscita a fare l'ordito abbastanza in maniera abbastanza spedita, ecco. Mi spiegava appunto Simona che è una delle cose praticamente la cosa più fondamentale, più importante, perché poi se sbagli quello
Il disegno non tornerà mai. Esatto, il disegno non torna, quindi comunque ovviamente è sicuramente la parte più importante. Una volta finita questa parte, quello che lei andrà a fare sarà spostare uno di quei subi, giusto? Si chiamano subi, lo riattacca e poi la parte aggiuntiva la arrotola in modo tale che poi pian pianino, una volta che sta andando lì con la navetta e porta tutti i vari pezzi cioè tutte le vari tessuti al lavoro, sì. Esatto, andrà poi a riattaccare, diciamo, a srotolare quella parte in più in modo tale da volere, che so, se lei adesso voleva creare un tessuto di 1 metro, ok? E quindi lei per quello l'ha fatto così a istante. Se lei avesse deciso che invece lo voleva da 2 metri o da 3 metri, a quel punto avrebbe dovuto mettere i subi distanti 2-3 metri, ok? Quindi questa era diciamo la parte più importante. Cosa ne pensate intanto? Diteci se avete mai usato un telaio. Io volete imparare? Esatto, volete imparare perché allora, per I me corsi sono sempre aperti, come vi ho detto. È vero. Vuole informazioni per le date? Esatto. Diciamo che sicuramente è un'esperienza comunque che, a parte che devi avere secondo me una pazienza tremenda. No, ma è rilassante. Sì, è Ti rilassante. piace, Infatti fare il lavoro manuale, è rilassante. Sì. Simona infatti a un certo punto gli ha messo pure la musichetta. Sì, la musica. Sì, è vero. Salutiamo Mauro. Era bellissimo veramente. Ok, perfetto. Allora, quindi in attesa che arrivino altre domande, allora dice Ilario, dice complimenti a Marta per il negozio e complimenti a voi per le spiegazioni brave. Perfetto, grazie mille. Questo è accozzato, però questo vuole lo conosco. Bene, perfetto. Noi comunque i complimenti ce li prendiamo. Grazie mille. Allora, intanto, mentre arrivano, se avete altre domande per quanto riguarda il lavoro di Simona, nel senso a livello proprio anche di come, perché noi diciamo, ci ha spiegato un po' tutta una serie di cose, cioè l'ordito l'avete visto, poi vanno a mettere tutto quanto il tessuto e poi appunto il lavoro prosegue. Però se voi avete già altre domande eventualmente fatecele. Io intanto vi vorrei far vedere qualche altro artigiano appunto che sta all'interno di Original Sardinia. Allora, io adesso ce n'era uno in particolare che ho sentito che stavate facendo il video tu e Barbara e mi è stato nominato come gioielli infrangibili, quindi adesso mi devo spiegare. Adesso ti è piaciuto? Allora, questi sono i gioielli ecco appunto, qua c'è il fermo immagine, se volete vi riporto la foto, vado a prenderla, vi faccio vedere in diretta. No, allora, sono i gioielli di Cintia Orru, il suo marchio è Ghirigori Glass, e lei allora, acquista le bacchette di vetro di Murano, ma non è vetro soffiato, è una tecnica differente che si chiama lavorazione a lume. Lei infatti ha davanti a sé questo cannello, infatti vedete qua la fiamma, poi ha un mandrino che è un'asticella di ferro e quindi lei va a fondere queste bacchette di vetro e realizza una spirale. Realizzando questa spirale poi va a creare una mezza sfera, dall'altra parte poi realizza l'altra mezza sfera, le fonde insieme e cosa succede? L'aria viene inglobata all'interno e quindi la perla diventa infrangibile. Ovviamente se fa un volo di 4 metri no, però se cade dal collo non si rompe. Mi è successo, quindi lo posso garantire. Quindi è proprio questa la particolarità dei lavori di Cintia. E poi, come abbiamo fatto vedere con Barbara, ci sono le perle che riprendono un po' quello che è la forma del bottone, eccole, poco più avanti. Qua c'è la prova dell'infrangibilità, eccola. Queste. Cintia potrebbe uccidermi in questo momento. Ciao. Andiamo Cintia, scusaci. Ok, e queste che vediamo quindi sulla destra sono, esatto, riprendono un po' il bottone sardo, del bottone tradizionale sardo, quello che troviamo nei costumi delle donne, nelle camicie, che decorano le camicie.
Ok, perfetto, benissimo. Ok, scusate, dovevo assolutamente togliermi questa curiosità, perché mentre archiviavo Hai tutti i sentito? esatto, perché ci siamo divise, ok? Allora, Barbara registrava tutti quanti i vari artigiani spiegati da Marta, e io nel frattempo registravo la parte del telaio, e quindi ecco perché poi mentre Simona parlava sentivate il chiacchiericcio, perché erano Esatto. Marta e Barbara che stavano chiacchierando, e quindi Non quando... stavamo chiacchierando. No, giusto, Stavamo giustamente... Parlando di cose serie. Come Perfetto. Ok, allora quindi adesso andiamo a vedere invece queste, che lo stesso ci piacciono molto, che sono le campanelle. Esatto. Questo è un altro, appunto. Ok. Questa è cioè poi Sant'Efisio, cioè, Questo è Sant'Efisio, ci vuole il fermo immagine solo per Sant'Efisio. esatto. Allora, loro sono delle ceramiche molto particolari, realizzate da Alessandra, Fioriginal, e queste ceramiche si chiamano look, proprio per la particolarità degli occhi, che vedete uno diverso dall'altro, la particolarità è proprio quella, e rappresenta poi sia diverse donne con l'abito tradizionale sardo, ma anche il mamutone, le pecorelle. Poi hanno fatto anche la linea dove ci sono il cagnolino, il gattino, sono molto molto carine. E poi la particolarità è che sono proprio delle campanelle. Questa è la donnina di Cagliari, con l'abito di Cagliari. Poi Ok. dietro lo stesso ci sono i piatti sempre decorati da lei, tutto dipinto a mano. Sì, infatti, ecco, li vediamo proprio dietro. Questo poi c'è anche quella di Desulo, del costume di Desulo. Sì. Bene, allora diciamo che secondo me in questo senso, adesso io vi ho scelto queste campanelle, a parte che mi piacciono tantissimo, proprio per gli occhi, eccetera, però Ci in sarebbe questo senso tantissimo ritorno da vedere, ci vorrebbero un Sì. paio d'ore, quindi venite direttamente in negozio. Esatto. No, allora diciamo che quello che io ci tenevo appunto a precisare era nuovamente il discorso dell'artigianato, del fatto che è il concetto del poter presentare qualcosa che appartiene alla nostra tradizione, senza necessariamente avere, cioè, che so io, l'intero abito, o avere rappresentativo. è rappresentativo, però diciamo che ci sta bene all'interno delle nostre case. Diciamo che per Esatto. molto tempo, soprattutto almeno quando io comunque ero un po' più piccola, essere legati alla tradizione significava necessariamente comunque vivere in un determinato contesto, avere una casa in un determinato tipo, eccetera. Quindi almeno io parlo per me, ma penso che No, voi no, che ma siete era una così, generazione... infatti. Diciamo che è cambiato da 15 anni a questa parte. Esatto, c'è stata a un certo punto una rottura, cioè dai nostri esatto. genitori, ok? C'è stata a un certo punto questa netta rottura tra il passato e il presente, ok? Cioè tutto quello che era tradizione era un po' da mettere Da un po' da nascondere in parte, qualche modo. non ci stava più bene all'interno delle nostre case, che magari si facevano più piccole, che comunque avevamo immobili comprati a Conforama o altro, che Esatto. diciamo non avevamo gli stessi spazi, e anche, se vogliamo, anche gli stessi gusti, perché comunque ci sta che nell'arco del tempo il gusto per quel mobile sia cambiato, e quindi ovviamente non c'era più spazio per gli oggetti e i colori e i motivi dell'artigianato, diciamo della nostra tradizione. Quindi il motivo per cui noi abbiamo scelto di presentarvi Original Sardinia è proprio per un discorso di, guardate, c'è un nuovo modo di collegarci alla tradizione. Guardate quello che fanno questi giovani, che si collegano alla nostra tradizione senza necessariamente, cioè, e l'hanno un po' svecchiata, diciamo, hanno un po' tolto quella patina di ruggine che aveva il classico cestino o il pezzo di ceramica, una cosa che... Esatto, e quindi ecco perché ovviamente abbiamo la possibilità di goderne senza necessariamente dover rinunciare per mancanza di spazio. Assolutamente sì, esatto. Per gusti differenti comunque, come stavi dicendo. Sì, infatti.
Infatti, per nascondendo, anche perdendo un po' quella che era la voglia di avere un pezzo di artigianato nella propria casa, stavamo anche nascondendo quello che erano parte delle nostre radici, delle nostre origini. Quindi siamo per fortuna riusciti, noi generazioni nuove, a riprendere in mano quello che stava andando perduto. sì. Questo era molto brutto. Quindi per fortuna stiamo in qualche modo riprendendo la lingua, riprendendo le tradizioni e cercando anche di farle conoscere oltre, è quello che fate appunto anche voi col vostro lavoro. E quindi dobbiamo cercare di fare il gruppo, di unirci e continuare verso questa direzione che secondo me è la direzione giusta. Sì. Infatti. Allora, abbiamo un commento di Anne-Marie che dice: abbiamo una cosa similare per i Maori, facciamo sempre in rossa, nero e bianco. Ma ti riferivi alle palline, quelle cioè, quei gioielli infrangibili o a cosa? Anne-Marie, se puoi spiegaci, se non ti stai preparando per andare a lavoro, che lo capisco, però appunto spiegaci a cosa ti riferisci. Grazie. Intanto complimenti a Marta. Margherita dice che cose meravigliose, grazie. E Matilde dice: in realtà si aveva la sensazione di una cosa vecchia e inutile. Anche. Esatto, Sì. esatto. Purtroppo a un certo punto quello che è avvenuto è stato che l'artigianato è stato messo da parte, proprio messo da parte alla fine. Sì, infatti. A proposito sempre di qualcosa del diciamo di un altro riutilizzo che a me piace tantissimo, vabbè, ci sono tantissime cose, io ne scelgo questa che mi piace lo stesso molto. Ecco, sì. questo. Anche qua lo stesso, il broccato riutilizzato da Sara, il marchio è sempre Furighedda, il broccato utilizzato per gli abiti tradizionali femminili dei vari paesi della Sardegna, qua è stato ripreso nei gioielli, quindi gioielli molto semplici, anche come vedete dal costo bassissimo, quindi accessibile veramente a tutti, e quindi appunto ho fatto sia dei ciondoli, orecchini, spille, sì, e questo è apprezzato anche dai turisti tantissimo, perché comunque parlando e spiegando quello che è il tessuto e che valore ha per la nostra tradizione, loro apprezzano anche questa tipologia di gioiello. Certo, esatto, assolutamente sì. Poi aspettate che visto che ci siamo, che se io posso, questa è qualcosa che a me piace molto, tutti quanti i miei amici sanno che questo mi piacerebbe molto. Questa ormai è di Claudia. Esatto. Allora, queste invece sono delle lampade realizzate da Riccardo Pinna, lui è un ragazzo di Carbonia. Lui ha realizzato questi disegni, li ha poi digitalizzati e con il taglio a laser va a tagliare la carta, questa è carta. Carta proprio? Poi, sì, è carta, poi viene plastificata ovviamente per renderla più resistente, però lui gioca con la sovrapposizione dei vari pezzi di carta per avere questo effetto chiaroscuro, quindi una sorta di tridimensionalità che con la luce accesa rende veramente tanto, è molto molto bella. Assolutamente. Quindi riprende sia temi marini. È per quello, perché io vorrei proprio questa, io guardo in camera in questo momento. Io sono da parte, se qualcuno poi. Esatto. No, per una riprende appunto temi marini oppure floreali. Esatto. Hai sentito? Ok. È bellissima. Ops, guardate, è riandata nuovamente lì l'immagine. Quindi... Mannaggia. Perché questa è bella, esatto. Ok, perfetto. Quindi intanto non ci sono arrivate domande, fateci domande anche eventualmente su la parte del telaio, in modo tale che poi lo possiamo riprendere se avete qualche ulteriore curiosità. Io nel frattempo vado avanti perché ovviamente sono tantissimi. Vorrei concentrarmi un istante sulle scarpe. Perché anche questo sì. Anche Barbara commenta esatto, che vuole le scarpe. C'è una collaborazione che è nata proprio dall'inizio proprio del progetto di Regional Sardegna insieme ad Alessio Ru, Cosingius,
Lui appunto realizza queste scarpe meravigliose in pelle, quindi tutto fatto a mano. Loro hanno un laboratorio a Nurallao, hanno un punto vendita a Senorbi e poi un punto d'appoggio anche da me in negozio. Quindi sia le scarpe che le borse che vedete, le borse tracolla, oppure sada scheda tradizionale, le cinture. Eccola qua, anche questo un oggetto che arriva dalla nostra tradizione pastorale, perché era lo zaino che utilizzavano i pastori da portare in campagna per portarsi poi da mangiare. Alessio l'ha voluto un po' rendere moderno con questa aggiunta del broccato e quindi renderlo portabile anche da noi donne, ecco. Giusto. Perfetto, è bellissimo, bellissimo anche questo e anche le scarpe. Allora, qui abbiamo veramente delle opere d'arte, ancora complimenti a rappresentare al meglio la nostra Sardegna e le nostre tradizioni. Grazie Rosanna. Matilde, me lo sono perso perché ero impegnata, mannaggia. Cosa ti sei persa? No, vieni in negozio, non ti perderai nulla. Il corso lo puoi prenotare. Esatto, anche quello. Allora Anne-Marie dice no, la tessitura. Ok. Quella dei Maori, giusto? Sì, quello, quindi abbiamo una cosa simile per i Maori, facciamo sempre in rosa, nero e bianca, quindi la tessitura voi avete sempre una questi sorta tre di telaio. colori. E poi abbiamo sei entrata in galleria, Marta, è tutto a posto. Marta, c'è vento da te? Comincio a sudare. Ok, va bene, sta facendo una certa, vi faccio vedere il telaio prima che Marta si sciolga. Ok. No, dai, resisto ancora. Allora andiamo subito a vedere il telaio, ok? Allora abbiamo no, scusate, ce l'ho da un'altra parte. I mantelli fatti di piume, bello. Aspetta, usiamo la tessitura, leggi tu, io sto cercando. Usiamo la tessitura come punto di partenza per i mantelli fatti di piume. Capito? Ok. Allora, rieccoci qua, siamo nella vetrina. Ok, vi volevo far vedere qua il telaio. Ok, tra un attimo. Sì, come adesso cosa che sì, ce lo disegniamo, quindi giro. Qua siamo nel momento in cui lei deve srotolare una parte in modo tale che tirare dalla parte così quell'altro pezzettino, sfruttiamo bene. Ok, allora dicevamo qua praticamente lei sta cioè non ho capito, tu adesso lo stai portando leggermente più in là? Noi abbiamo fatto qui è tutta rosolata, qui era leggermente più lungo, quindi abbiamo mezzo giro. Ha rotto il suo lavoro e srotoli cioè questo lo rotoli qua. Cosa che sì, ce lo disegniamo, quindi giro. Ok, quindi sentite ancora il video? Sì. Ok. Scusate, stavo appunto vedendo. Quindi ecco, in questo senso abbiamo visto appunto un altro pezzo del video, ok, di come si fa appunto, come si lavora il telaio, e adesso vi volevo far vedere qualcos'altro a proposito proprio dei lavori di tessitura, in modo tale, ecco, questo qua per precisione, vediamo se riesco. Qui nel frattempo ok, vedi anche questo è un esempio di quello che si può fare con il telaio. Eccolo qua.
scusatemi. Marta, intrattieni l'ospite mentre io cerco di inserirmi. Fare un giro del negozio. Ok, ce l'ho fatta, perfetto. Ok, scusate, vai. Vedi, anche questo è un esempio di quello che si può fare con il telaglietta. Ho il colore naturale con i filati appunto beige, cottone, lino, e il colore dato dalle strisce di sticca. Quindi lo stesso utilizzo diverso appunto di vari materiali, e poi questo è una rimanenza di un pezzo di stoffa che poi è stato, abbiamo creato con nel vecchio laboratorio una gonna con delle strisce con questo tessuto così. Dai, ma veramente bellissima. Mi immagino a Milano le strisce. Sì. Con tutta... Si potrebbe. Questo è l'uso della mozzarella. Questo, anche questo, questo si riconosce il viola. Bellissimo. Ok, perfetto. Quindi, appunto, a proposito di riciclaggio, questo cesto con tutti quanti questi filati, che poi sono gli stessi che da una parte sono fatti, esatto, di ok. questo piccolo arancino. Praticamente sono l'altra parte di quello che faccio io, quindi i filati che uso per creare appunto le mie creazioni e usiamo anche per fare i corsi, sono tinti da me con dei colori naturali che possono derivare quello che appunto ho imparato sempre durante il corso di tessitura con le nostre piante sarde, per esempio, ma sempre appunto, come dicevi, da questa cosa di riciclare delle cose che faccio poi, appunto riutilizzare le cose che hai in casa, quindi buccia della cipolla, la curcuma per esempio scadute, quindi usiamo Hai usato la buccia della cipolla per colorare. Esatto, praticamente io faccio il bagno di colore, quindi faccio bollire, estraggo il colore, poi metto lì i filati che devo tingere. Okay. Un po' come si faceva con le bustine del tè, cioè. Esatto, il tè alla fine è lo stesso, è una pianta che quella si può usare anche con il tè e il caffè, quindi i fondi del caffè, invece di buttarli, una volta che ti fai il caffè, li utilizzi per questo. C'è un po' di tutto, per esempio il grigio, questo grigio è... Questo? Esatto, sì, la buccia dei fichi neri. Dai. Oppure se per questi colori così si possono Ma se tu ottenere un esperimenti grigio. lo sapevi? Allora, certe piante lo sai, altre dici con le mani, proviamo, perché poi la parte bella... Sì, anche le more in teoria sì, però magari le more le mangi. Però io ho preso quelle secche, quelle un po' cadute dall'albero. Sì, no, la cosa bella sia di questo, ma anche della tessitura, infatti quello che stiamo facendo qui. Sta sperimentando tanti filati diversi, materiali, plastica, cose varie. E quindi oltre appunto al corso di tessitura c'è anche la parte del laboratorio appunto di tintura, dove appunto insegno a colorare sia filati, ma anche per esempio una maglietta bianca che è lì nel cassetto, vedi che tu mi prendi in giro, qualche macchiolina. Esatto, vedi? Infatti per esempio questa è un'altra parte del corso che devo ancora sviluppare, sarà una novità, adesso vediamo lo stesso, quindi oltre a tingere, fare magari dei colori, si può anche fare magari qualche disegno, quindi appoggiamo per esempio questa canottiera, un esperimento fatta con le bucce della cipolla, sia quella bionda sia quella rossa, appoggiate così, quindi invece di estrarre il colore li ho messi direttamente nella maglietta, quindi ho rinnovato questa canottiera così. E quindi con la buccia? Sì, praticamente ho messo la buccia, l'ho piegata, ho messo a bollire, poi ci sono altri diversi passaggi ed è diventata così. Questa poi anche quando la rilavi, se la metti che non tieni, non va via perché la parte in cui tu devi anche fissare i colori, rimangono. I colori naturali ovviamente sono così, come questi. Tenui, non hai colori belli forti, si asciugano all'ombra le cose, però rimangono. Sì, certo. Sì. Io l'ho fatto con una camicia che mia madre ha rovinato col ferro. Il colore era quello. Esatto. Ma e questi colori, cioè nascevano da un filo di lana bianco, cioè tu hai comprato la lana bianca normale. Questi che vedi qua, questi che ho usato qua. Ok. Lui, sono diventati tutti. Poi l'hai colorati tutti. Perché magari il bianco ovviamente si colora più facilmente. Esatto, sì, perché deve avere proprio il colore la base. Poi ovviamente puoi anche sperimentare così, anche esperimenti, che ne so, con una maglietta gialla e magari uso, che ne so, un rosso. Comunque praticamente stai aggiungendo i colori, quindi ti viene un altro colore diverso. Certo. Ho provato anche per esempio, qui il jeans è uno dei materiali che uso tanto
anche tingendo, quindi che ne so, se uso il jeans di questo colore lo tingo con la curcuma, è venuto un pizzettino verde sul tappino, che è celeste. È giallo, Quindi, certo. diciamo, la base deve essere comunque chiara. Bianco ovviamente ottieni il colore quello che è, poi ovviamente ogni volta tu puoi usare anche la stessa pianta, la stessa cosa, però magari una volta viene in giallo, l'altra volta un po' diverso. E sembra una sorpresa quando usi i colori così naturali. Come succede più o per i meno capelli, sai. Vabbè, Sapresti dire. con i colori naturali puoi usare le cose naturali, Certo. ma anche la lana, il tappeto, sono quelli. Sì, Alla sì. fine siamo lì, quindi Ok. Ok. vediamo. Ma io stavo parlando e Adesso sì, non sentivo. Ah, ok. Bene. Ok, oggi proprio niente, ragazzi, bello della diretta. Allora, stavamo dicendo appunto che Matilde aveva chiesto per quanto dura il colore realizzato con questi elementi di rifiuto. Simona, durante appunto il laboratorio fa anche una parte in cui si spiega diciamo il fissaggio del colore, giusto Marta? Sì, esatto. Ecco, quindi c'è Il colore sulle fibre naturali si fissa. Esatto, viene fissato e quindi a quel punto, infatti lei anche quando fa vedere quella maglietta e spiega che lei aveva messo tutte quante le cose con il printing, sì. Esatto, lei Quindi le foglie, lei ha utilizzato in questo caso era della buccia di cipolla, se non sbaglio. Buccia di cipolla. Sì, esatto. E lei sia una gonna che una canotta. esatto. E poi appunto lei Qua dietro io guardo curioso. Esatto, allora Anne-Marie dice c'è più vento che qua e vivo nella città più ventosa del mondo. E ventilatore, Anne-Marie. Magari. Esatto, magari. Quest'anno ci ha abbandonato il vento, non si sa perché. Sì, infatti. Va bene, io direi di far vedere Ok. i lavori che fa comunque Simona. Esatto, gli altri lavori di Di Simona riciclo che sono qualcosa di spettacolare. E poi quello che stavo pensando appunto è che, visto e considerato che non riusciremo a farvi vedere tutti quanti gli artigiani perché lo dicevo prima, stiamo parlando di 30, più di 30 esatto. artigiani. E quindi ecco che allora dove si trova il video con le altre cose di Simona? Le hai fatte, torna indietro. No, è qua. Devi tornare indietro in quelli di prima, con l'elenco che vedi. Fammi vedere. E qui. Con l'elenco di tutti gli artigiani. Ok, quindi direi che qui scusate. Allora, vediamo un po'. C'è scritto lavori di Simona. Lavori di Simona. Sì. Ah, eccoli, ok, perfetto. Scusate. Dico delle cose che faccio appunto sia lì nella tessitura è collegato comunque al resto delle cose che faccio, che comunque creo da gioielli a appunto questi preseppini, altre cose da arredo, sempre collegando la parte appunto del riciclo, l'utilizzare materiali che di solito vengono buttati oppure non visti come delle risorse e collegata invece appunto alla nostra tradizione, quindi da lì utilizzando tessuti, sughero, altre cose e nascono appunto delle cose nella loro versione sarda, come il mini preseppino, sempre versione sarda, quindi hanno i personaggini, invece di essere magari questo qua che è il classico, appunto con i personaggi, con i colori tipici e un tappino normale, c'è lui che è la versione sarda, è il tappino dell'Icnusa. Oppure proprio il mio pezzo forte, la mia preferita è lei, la mia
Donina sarda, anche lei fatta appunto con una linguetta, vestitino con il broccato o tessuta fatta al telaio, sempre magari pezzettini riutilizzati da chi fa magari borse con i tessuti che usiamo o tessuti appunto fatti con il telaietto qua che usiamo nel corso. E poi c'è lui il bottoncino che sono proprio quello dei costumi sardi e quindi riprende appunto un po' l'unione delle due cose. Assolutamente sì. E poi ci sono tante altre cose. E poi ci sono questi che sono i miei preferiti. I culurgiones, le parduline, I le papazzine, papazzine, un po' di tutto, dolce e salato, però da indossare, così. E poi lo stesso il vetro del mare, quindi collegato al nostro mare, le nostre spiagge, pulisco, raccolgo tutto il vetro, le forme così un po' più belle, particolari, diventano anche loro dei gioielli. No, bellissimo. E poi c'è il fenicottero. Fatto con l'occhio di Santa Lucia, un paio conservati così da anni, modellato attorno all'occhio che è diventata la sua luce e poi porta fortuna. Perfetto, grazie mille. Niente, scusate, per non disturbare l'audio mettiamo il microfono disattivato e poi appunto appuntamento me lo dimentico. Allora abbiamo il commento di Elisabetta che dice che meraviglia Simona, complimenti, e infatti noi salutiamo Simona e speriamo che ci abbia seguito. Allora siamo in chiusura perché abbiamo già superato oltre, quindi come vi dicevo ci sono tutta un'altra serie di video che noi avremmo voluto farvi vedere, ma praticamente avevamo forse calcolato male i tempi. Anche noi se non conoscevamo il fatto che Marta avesse più di 30 artigiani, quindi effettivamente eravamo impreparate, però nei prossimi giorni cercheremo comunque di metterli all'interno delle nostre pagine, ok? In modo tale comunque sempre da finire questo racconto. E poi andate. Certo, ovviamente noi vi invitiamo ad andare proprio per un discorso. Fisicamente c'è sempre il sito di vendita online, c'è l'e-commerce che è www.originalsardinia.com, dove trovate parte dei prodotti esposti. Esatto. Su Instagram e Facebook c'è la possibilità di acquistare anche lì tramite la vetrina online. Infatti, perfetto. Quindi ancora grazie mille. Se ovviamente avete altre domande, invitateci, cioè inviatecele. Elisabetta dice complimenti, Matilde dice ecco, fantastico l'e-commerce, perfetto. Quindi assolutamente grazie tantissime comunque intanto per averci seguito. Grazie per averci seguito così numerosi. Esatto, assolutamente. Speriamo appunto che questa puntata particolare, diciamo, vi sia piaciuta, perché ovviamente noi ci teniamo tantissimo a tutto quanto il discorso del ricollegarci con la nostra isola, e questa è la cosa più importante, e passa anche attraverso persone come Marta che proprio perché hanno un enorme amore nei confronti dell'isola, hanno anche un amore nei confronti delle sue tradizioni e nel trasmettere questo amore. Esatto. Si rendono conto che ovviamente l'unico modo per trasmetterlo è anche portarlo all'interno del XXI secolo. Esatto. Quindi questa è la parte più importante. Perfetto. Anna Rita appunto dice che ci lascia per cause di forza maggiore. Anna, siamo anche noi in chiusura. Grazie tantissime. Alla prossima, davvero. Ciao Marta. Anche a voi. Ciao ragazze. Grazie ancora dell'invito. A presto. Grazie ancora. Ciao.